Grande soddisfazione per l'oncologia italiana, ieri la presentazione di uno dei nostri giovani più valenti, Luca Arecco della San Martino di Genova, una presentazione in orale che ha riscosso grandi consensi. Luca, di cosa hai parlato? Sì, grazie mille. Allora, il nostro lavoro si basava su un'analisi di questo database che è la BRCA-BCY Collaboration, che è un'analisi su questo database retrospettivo che ha coinvolto 76 centri in 4 differenti continenti nel mondo, e questo database è composto solamente da pazienti giovani, quindi sotto i 40 anni, portatrici di una mutazione patogenica in BRCA1, BRCA2 e con una diagnosi di tumore mammario in stadio precoce. La nostra analisi era volta a valutare quale fosse l'impatto sulla prognosi sia dell'espressione dei recettori ormonali che anche dei sottotipi tumorali, quindi pazienti divise in luminali A, luminali B, triplo negative ed ER2 positive. Ed effettivamente la nostra analisi ha dimostrato come l'espressione dei recettori ormonali, che solitamente è un fattore prognostico positivo, in questa popolazione sembra non avere questo grande impatto, quindi non sembra esserci molta differenza tra le pazienti che esprimono i recettori ormonali o meno, e allo stesso tempo un'altra caratteristica importante, un risultato importante della nostra analisi deriva dal fatto che le pazienti luminali A, che solitamente sono quelle con tumori a miglior prognosi, che esprimono i recettori ormonali a basso profilo di proliferazione, nella casistica di pazienti giovani BRCA mutate sembra invece avere una prognosi quasi inferiore rispetto a tutte le altre. Una grande soddisfazione, una grande tensione alla vigilia, un ottimo risultato. Assolutamente, sì, siamo molto contenti, e ovviamente devo ringraziare il professor Matteo Lambertini che mi ha permesso di fare questa analisi su questo incredibile database che è riuscito a costruire negli anni, e ovviamente a tutto il gruppo dell'Università di Genova, quindi alla professoressa Del Mastro e tutti i collaboratori, e anche all'Istituto Jules Bordet, che è lo sponsor dello studio dove attualmente sto facendo una fellowship di ricerca, per cui tante persone coinvolte, e sono veramente contento di aver potuto rappresentare tutti sul palco dell'ASCO. Quanto è importante anche avere il supporto di IOM che punta molto sui giovani? IOM è molto importante in questo, e io ho cercato per quanto possibile di partecipare a tutti gli IOM giovani degli ultimi anni, ed è sicuramente un ambiente per fare network, per costruire appunto collaborazioni nazionali e internazionali importanti. Lo dimostra anche il fatto che io sono uno tra i vincitori dell'ASCO Conquer Cancer Merit Award, siamo stati in 7 italiani, e di questi 4 sono grandi amici che ho conosciuto in questi anni, spesso attraverso IOM, quindi assolutamente. La tua presentazione conferma, così come Giuseppe Corigliano, Filippo Pietrantonio, altri che hanno presentato, quanto l'oncologia medica d'Italia abbia un peso rilevante a livello mondiale. Assolutamente, direi che nella stessa sessione di presentazioni orali c'erano 2 rappresentanti italiani, e lo stesso nella presentazione del professor Corigliano nel late breaking abstract del giorno precedente, quindi assolutamente, come anche la presentazione del professor Ascerto, quindi l'impatto dell'oncologia italiana è ancora molto forte.